Amici dei Custodi della Memoria, amici della Sardegna, come vedete qua è il territorio che è molto probabilmente interessato dagli incendi scorsi. Si sta riprendendo anche, se poi permettetemi di dire, alla grande, perché si vede che comunque ci sono dei segni incredibili di rinascita. Mi ha incuriosito non poco questa struttura che le cortecce poi creano, forse per difendersi dagli incendi stessi o per rigenerarsi. Ad ogni modo, amici cari, noi ci troviamo tra i territori di Segariu, molto vicini ai territori di Furtei, perché ci ha interessato il Neolitico qua in questa zona, Neolitico che è rappresentato dalla necropoli che chiamano Sadumba, costituita appunto da 4 ipogei. Il quarto, praticamente in ordine di importanza, diciamo qua, è questo, straordinario. Ecco, il quarto dovrebbe essere questo. Io sono inchinato abbastanza, ragazzi. Io adesso però qua non posso entrare, vedo segni di cacciatore, va bene. Qua è tutto percolato, quindi vedo fango, fanghiglia. Mi sembra conservata bene, a parte 3 o 4 insomma rimasugli di cartuccia. Vabbè, questa è la tomba numero 4 di questa necropoli straordinaria, ragazzi, perché ce ne sono altre 3. Ora noi ci avviciniamo con un piccolo percorsino creato quasi sembra ad hoc, perché qua ci sono degli scalini quasi naturali. Speriamo di non imburchinare. Vi faccio vedere la numero 3. Siamo arrivati alla tomba numero 3, ragazzi, quindi stiamo percorrendo la necropoli al contrario, come appunto, guardate qua la rifinitura. Qua sicuramente c'era uno piccolo corridoio sia a sinistra che a destra. Qua ovviamente è tutto crollato, ci sono praticamente delle piccole voragini date dalle piogge, che sicuramente qua sono state anche abbastanza incessanti, ma comunque tali da poter appunto rinvigorire la vegetazione in difficoltà dagli incendi. Abbiamo detto quindi che siamo in territorio di Segariu e c'è una bellissima necropoli. Noi ve la facciamo vedere e stiamo arrivando all'ipogeo numero 2, che però hanno rinominato in un altro modo curioso, e infatti lo scopriremo subito. Mi piace molto, grandissima l'idea di scrivere anche il nome. Ecco qua, la cisterna. Eccola qua, la cisterna, perché innanzitutto ve la faccio vedere. Ecco qua, guardate qua, anche qui sicuramente ci doveva essere il corridoio. Guardate che bellezza, incredibile. Quindi la cisterna perché è sempre piena d'acqua. Eccola qua, guardate, noi entriamo con delle luci, ma che meraviglia, ragazzi. Bene, Monica, illumina tutta la tua sinistra così gli amici vedono. Straordinario. Ecco, l'acqua la potete vedere, una bella grande. L'acqua è anche abbastanza profonda, siamo circa 40 cm. Non so se il riflesso voi lo vediate, ma il piano è 40 cm abbassato. Domus de Gianas, appunto, sa Gisterra, la cisterna in sardo. Veramente bello. Allora, ragazzi, qua praticamente siamo molto vicini a una cosa che mi è piaciuta molto all'andata vedendo, e cioè c'è una sorta di diga. Ricordiamo che siamo vicino ai territori di Furtei e qua c'è praticamente un meraviglioso invaso che raccoglie l'acqua tramite appunto le condotte convogliate del lago Mulargia. Se non ricordo male lo chiamano, attenzione a non inciampare, Savorada dei Sacquas. Poi saremo più precisi. Ok, magari ve lo faremo vedere anche in foto, oppure se ci riesco ve lo faccio vedere tramite il video. Eccolo qua, questa è l'ipogeo numero 1. Vediamo se riusciamo a entrare. Ok, leggi questa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, c'è una colonna e la colonna ovviamente merita di essere divulgata. Speriamo che non ci siano animali. Eccoci qua. Ale, eccola, ragazzi. Ma che meraviglia, siamo entrati all'ingresso della tomba numero 1 appunto della necropoli Sadumba in territorio
di Segario. Guardate che meraviglia questa colonna. Ora ragazzi, io penso che questo posto qua originariamente fosse straordinariamente bello, e si vede appunto in questo contesto i segni del tempo. Qui siamo vicini a delle miniere, qui siamo vicini a dei terreni privati, quindi probabilmente queste domus ne hanno visto di cotte e di crude, ma secondo me già una domus con una colonna merita appunto la divulgazione. Ora, se riesco, vi faccio vedere anche il lago, interessante dal punto di vista ambientale, e poi chiudiamo le immagini. Ok, vediamo un po'. Ed eccolo, amici cari, l'invaso che vi dicevo è quello. Se non ho capito bene, però l'invaso è più in territorio di Furtei che non di Segario. Vediamo un po', si metto così lo vediamo meglio. È una zona abbastanza vissuta questa, miniere, industrie, insomma dai ragazzi, guardate un po' che panorama che c'è. Io vi consiglio di venire. Dunque, io sono venuto per un pezzo in macchina e poi un pezzo in questo un tratto in questo periodo di invernale con queste piogge, un tratto insomma l'ho fatto a piedi perché la macchina non veniva su, e quindi meglio evitare problemi. Ad ogni modo adesso metteremo anche le coordinate GPS che ci sono già, ma ve le ricordiamo. E niente, vi salutiamo. Grazie per averci seguito ragazzi. Un abbraccio a tutti. Viva Segario e viva Furtei. Ciao ciao.